Amici di Calcio Napoli 24 TV, buonasera e benvenuti al nostro consueto filo diretto, il primo settimanale oggi, lunedì 26 settembre 2022. Un saluto da Claudio Russo e un ringraziamento a Emanuele Bernardo in cabina di regia. Siamo in diretta sul canale 79 del Digitale Terrestre in Campania, a Napoli e Caserta, nonché sul nostro canale ufficiale YouTube, a cui potete scriverci durante la diretta, vi risponderemo e chiaramente non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche per essere sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti. Da dove partiamo oggi? 16.05, ci potete chiamare allo 081 353 4588. Ripartiamo dal rientro in gruppo di un centrocampista che a Napoli può far comodo, ovvero Diego Demme. Lo ricorderete, si fece male la frattura del cuboide a metà agosto, è rimasto fuori 40 giorni tutto sommato, però fortunatamente è rientrato. Allora vi chiediamo cosa può dare al Napoli un giocatore come Diego Demme in una settimana che ci porterà alla partita contro il Torino sabato alle ore 15. Bisogna, come dire, capire un po' quello che potrà dare il centrocampista tedesco, che può essere magari un'alternativa a Stanislav Lobotka al centro del centrocampo, con doti chiaramente diverse, e potrebbe essere molto interessante anche da un punto di vista tattico. Perché Demme può giocare al centro e chiaramente dare maggiore libertà alle due mezzali offensive in campo, gli Elmas, gli Zielinski, gli Anghissà, gli Ndombele. Chiaramente da un punto di vista tattico può dare una marcia in più. Nel frattempo stasera si gioca anche Ungheria-Italia di Nations League e Giacomo Raspadori può tornare in campo, così come Giovanni Di Lorenzo nell'ultimo match di Nations League. I giocatori del Napoli possono dare un contributo ulteriore dopo il gol vittoria proprio dello stesso Raspadori contro l'Inghilterra a San Siro, e chiaramente la speranza è che possa ripetersi Raspadori non soltanto con la maglia azzurra dell'Italia, ma anche quella lì dell'Italia di Roberto Mancini. Salutiamo Alessio Ricciardi, Zico e Antonio De Rosa, mentre Francesco ci scrive: Demme con Gattuso nel suo ruolo era il migliore in campo, cattiveria e la giusta cazzimma, un nuovo acquisto per Spalletti. Allora, da questo punto di vista, secondo me Demme può essere non un'arma tattica, che magari di questo termine se ne abusa sempre troppo, però può essere un calciatore interessante. Perché? Perché, tatticamente magari è un po' meno disciplinato di Lobotka. Se lo ricordate, in campo correva spesso e volentieri tanto, ma non benissimo, e soprattutto lasciava qualche zona scoperta in un centrocampo a 2. In un centrocampo a 3, o quantomeno con 2 mezze ali a fianco e non magari Raspadori dietro la punta, un giocatore come Demme può avere un senso. Perché? Perché potrebbe permettere anche ai 2 terzini di sganciarsi in avanti rimanendo un pochino più, arretrato, con i 2 centrali difensivi e i, 2 terzini, Mattias Olivera, Mario Rui, Di Lorenzo, stesso Zanotti, potrebbero lanciarsi in avanti. Nel frattempo, aggiornamento live: l'Under 21 Italia-Giappone sta giocando a Castel di Sangro, dove avete, visto il ritiro del Napoli. Ha segnato l'Italia 1-0 al 39esimo con il gol, andiamo a dire subito, prima di andare al telefono, il gol del numero 7 ha segnato, ce lo sta per dire la regia esattamente, Lorenzo Colombo, che peraltro già aveva segnato al Napoli con la maglia del Lecce. Andiamo al telefono, pronto? Chi c'è in linea? Ciao Claudio, buon pomeriggio, sono Gennaro. Ciao Gennaro, buonasera. Buonasera a te, ben ritrovato. E dunque veniamo alla domanda. Demme, prima che si infortunasse, era, diciamo,
era un elemento abbastanza utile nell'organico del Napoli, perché può fare tanti ruoli a centrocampo, soprattutto fare respirare Lobotka, è un ragazzo che dà tutto in campo, quindi l'avevamo un po' dimenticato, però si è sfruttato bene e diciamo è un'arma in più in questo Napoli dopo quest'anno. Su tanti fronti avremo bisogno di forze fresche giornaliерmente, e quindi per me è un ottimo rientro. Naturalmente dovrà essere centellinato un po' alla volta, perché viene da questo infortunio dove è stato abbastanza serio, è stato fermo molto tempo, e quindi dovrà essere utilizzato un po' con il contagocce man mano, e soprattutto quando le partite si mettono su un piano abbastanza tranquillo e bene, farlo entrare, farlo fare i suoi minuti iniziali con i primi minuti, poi man mano. Io volevo chiederti un'altra cosa, caro Vai. Claudio. Sento parlare di questo fatto di Kim su eventuale l'anno prossimo a luglio clausola rescissoria di 50 milioni. Ma è vero questo oppure sono giornali che parlano, si sente parlare, ma esiste questa clausola? E su questa Sì, clausola a Napoli, perché so che c'è ancora la squadra turca che ce l'ha ceduto, che dovrebbe incassare anche parte di eventuale clausola. Questo volevo chiederti a te. allora E aspetta, poi le Gennaro. condizioni di Osimhen e Politano, che sicuramente col Torino non ci saranno, penso che neanche con l'Ajax, spero che almeno qualcuno di loro, perché io vorrei vedere, sono curioso di rivedere all'opera un'altra volta la coppia Guara-Osimhen, ma soprattutto con Raspadori alle spalle. Allora, Sono Gennaro, curioso, sono curioso di vedere questo trittico di attaccanti in campo. Con questo ti saluto e do spazio ad altri. Se puoi darmi queste risposte e sulla clausola rescissoria di Kim, e come stanno ti le rispondo cose, a e tutto. se Sì. questo veramente, perché poi già sento parlare di eventuali sostituti che il Napoli già sta provvedendo, almeno da quello che ho visto scritto. Se puoi darmi delle Allora, Gennaro, risposte a tale ok, riguardo, ok. ti ringrazio e Innanzitutto ti ti saluto. saluto e Ciao, ti arrivederci, ringrazio ciao Claudio. per avermi chiamato. Grazie, Gennaro. Continua a seguirci sempre. Allora, ti posso dire che su Kim la clausola rescissoria esiste, c'è, è sui 45 milioni di euro circa. Ne parlò anche l'agente di Kim ai media coreani nelle scorse settimane. Adesso questa clausola, chiaramente se ne è parlato in questi giorni per un eventuale utilizzo già a gennaio. No, da questo punto di vista la clausola non è utilizzabile a gennaio, bensì dal prossimo anno, nel prossimo luglio, per un periodo di tempo ben definito, dovrebbero essere le prime 2 settimane. Quindi un club che volesse acquistare Kim pagando la clausola rescissoria dovrebbe farlo nelle prime 2 settimane di luglio, non a gennaio. A gennaio, per assurdo, può venire un club e offrire più della clausola rescissoria ed il Napoli potrebbe tranquillamente rifiutare l'offerta. Per quanto riguarda invece Osimhen e Politano, leggo dal sito ufficiale del Napoli che oggi la squadra è tornata a allenarsi, hanno fatto terapie e allenamento personalizzato in campo. Per il loro rientro bisognerà aspettare qualche altra settimana. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi che il Napoli su Victor Osimhen non vuole assolutamente forzare. Sarebbe ideale se tornasse con l'Ajax, peraltro ci saranno le 2 partite. Bisognerà capire la settimana in cui si arriverà al match contro la Cremonese, ovvero la prossima settimana, se ci saranno i margini per un ritorno del nigeriano e chiaramente anche dell'esterno del Napoli. Torniamo al telefono, pronto? Chi c'è in linea? Ciao, sono Peppe da Vicenza, ciao. Ciao Peppe, Ciao. Sto bene? tutto bene? Dimmi tutto. È la giornata di la settimana del campionato, quindi va sempre bene.
Bravo, esatto, che già gioca ci può più, sto fine settimana senza calci, capito? No? Beh, tu pensa ci saranno 2 mesi senza calcio, ci sarà il mondiale, non ci sarà nemmeno Capito, quello l'Italia, poi è quindi ancora peggio, una mamma mia, che settimana devo per fare? carità. Ma sto quando sto cose di novembre, ma non lo so. Ma ci Dimmi siamo tutto. neanche, capito l'Italia, quindi ancora peggio. Assolutamente. Dai, dimmi Peppe. Comunque Tembe, guarda, secondo me è forte Tembe, capito? Anche l'anno scorso ha dimostrato, ha segnato pure l'altro anno, capito? È un buon giocatore, dai. Meglio averlo, no? Ma cosa può dare secondo te al Napoli? Ma è buono, secondo me è buono, è un buon giocatore, secondo me, capito? Ha dimostrato, capito? Sia con Gattuso Ma l'altro quello, anno, quello capito? assolutamente. Esatto, ha Che abbia dimostrato dato un essere contributo un buon lo ha ricambio per sempre tutte le partite dimostrato, che ci saranno, effettivamente. capito? Cioè, sempre un buon ricambio, capito? Esattamente, esattamente. Infatti, una delle chiavi sarà il fatto che, io adesso te ne vado a riprendere data per data. Il Napoli giocherà soltanto a ottobre, ci saranno 5 partite di campionato: Torino, Cremonese, Bologna, Roma e Sassuolo, 2, 9, 16, 23 e 30 ottobre. Ma poi in Champions ce ne saranno altre 3, perché ci saranno le Figurati. due con l'Ajax il 4 e il 12 ottobre e il 26 ottobre Napoli Rangers al Maradona. Quindi sono 8 partite in 30 giorni. È chiaro che avere a disposizione quanti più uomini possibili al Napoli va benissimo. Cioè, avranno spazio tutti, anche Gaetano, anche Zerbina, anche Zanoli che non ha ancora disputato un minuto. Da questo punto di vista sono fondamentali. Esatto, bravo, penso pure io così, capito? Meglio averli che ma ci vuole sempre più buoni. Mi spiace per Politano a me, lo sai, stava giocando bene, capito? Purtroppo Peccato. ha avuto questo problema fisico, ci possiamo fare poco. Ne ha Esatto, parlato bravo. il... Si è infortunato giocante, capito? No muscolare, cose, capito? Guarda, sto andando a riprendere il virgolettato del dottore, del responsabile medico dell'SSC Napoli, il dottor Canonico, che nei giorni scorsi, proprio su Politano, ti vado a leggere cosa ha detto. È una distorsione alla caviglia di primo grado, la prognosi di 3 settimane, ma vediamo lui come risponderà alla riabilitazione e alla fisioterapia. La situazione della sua caviglia migliora giorno dopo giorno, però il dolore verrà gestito. Qui da questo punto di vista dipenderà anche dalle sensazioni dello stesso calciatore, Peppe. Esatto, bravo. Lo farei io. Mi spiace che c'è che stavi buono, però lo farei riposare, capito? Con calma, perché poi gli uomini Napoli c'è, capito? C'è Zerbino, Lozano, gli altri. Però bisogna sempre vedere Elmas. i vari ruoli, Peppe. Perché è Lo so, a me chiaro, detto, mi dispiace che stavo giocando bene, uno dei più buoni, Politano, quindi. assolutamente, assolutamente. Però Peppe, ti devo come detto non salutare, ci abbiamo possiamo altro. fare niente. Capito? Assolutamente, dobbiamo aspettare un po'. Peppe, ti devo salutare, abbiamo altre telefonate in coda. Ciao, grazie, ciao, sempre grazie a te, ciao, ciao. Ciao, grazie a te Peppe che ci hai telefonato. Allora, Alessio Ricciardi, una domanda. Ho letto che hanno trovato il tifoso milanista dell'aggressione e gli hanno dato 5 anni di DASPO. La notizia è veritiera? Assolutamente sì. Lo ha comunicato la procura di Milano, la procura di Milano. Sono stati assegnati 5 anni di DASPO sportivi per il tifoso, questo 45enne ternano è andato a rompere le palle, perché le cose vanno dette chiaramente, al nostro Marco Lombardi all'esterno di San Siro dopo Milan-Napoli 1-2. Gennaro Faro, Mario Rui sta diventando uno dei migliori nel Napoli, anche se tecnicamente ha dei limiti, perché sente la pressione di Olivera. Forza Napoli. Gennaro, allora, devo essere sincero, se Mario Rui, più che sente la pressione, io direi che Mario Rui ha un concorrente vero nel ruolo, perché Mario Rui purtroppo per Gulam non ha mai avuto un rivale serio nel ruolo.
fisicamente al 100%, non è mai stato così dal 2018 al 2022, e quindi è chiaro che avere un concorrente vero, reale, realistico nella posizione non può che aiutare. Ovviamente il terzino portoghese ha dato un ottimo momento di forma, assist per Simeone nel 2-1 al Milan, assist anche nel 4-0 del Portogallo nell'ultimo match di Nations League. Paolo Capasso, buonasera. Ora con il rientro di Demme avremo anche il sostituto di Lobotka, e questa qui è secondo me la cosa fondamentale, Paolo. Cioè il Napoli adesso ha veramente 2 giocatori per ruolo. Fino ad ora non ce l'aveva, perché Lobotka non aveva un sostituto. Visti gli altri centrocampisti del Napoli, da questo punto di vista quindi Lobotka può essere molto, molto, molto interessante avere per lui un sostituto in Diego Demme. Matteo Enrico, mi spiace per Demme che è forte, un forte centrocampista, ma difficile che giochi con Dombele, Anghissa, Lobotka e Gaetano. Io spero che giochi, ma stamattina ho anche detto che il Napoli sarebbe interessato a Gonzales del Lecce. Allora, andiamo con calma, caro Matteo, perché? Perché sui centrocampisti, guarda, nella posizione di Lobotka può giocare Demme. Non so se per Spalletti possa giocarci anche Gaetano. Però è ovvio che da un punto di vista del gioco delle coppie, con Lobotka puoi giocare con Anghissà e con magari Zelinski, come abbiamo visto finora. Scusate. E per quanto riguarda invece la presenza di Demme, secondo me Napoli può anche puntare su 2 mezze ali offensive, nel senso più offensiva di Anghissà, che già ha una certa propensione, però magari avere, non so, Zielinski, Elmas, per dire 2 nomi, potrebbe essere un'idea. Poi è chiaro ci sono delle gerarchie, e da questo punto di vista il Napoli sta andando bene, certo non le va a cambiare per dare un posto a Diego Demme. No, Diego Demme chiaramente si inserisce all'interno di un filone tattico che finora ha lasciato il Napoli in testa alla classifica. Qui da questo punto di vista è Demme che va inserito e non è certo il Napoli che deve adeguarsi a Demme. Ci chiedevate anche di Gonzales del Lecce, ne ha parlato oggi il direttore sportivo del Lecce, il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino alla radio ufficiale. Perché? Perché ha detto, gli han chiesto, Giunto dice che vi ha chiesto Gonzales, detto Corvino, Giunto è un direttore molto attento che sa vedere le potenzialità e le qualità che escono fuori anche da un club piccolo e neopromosso come il Lecce. Mi farebbe piacere che uno come Gonzales possa piacere a squadre del Sud, ma è attenzionato da molti club come tanti altri. E ha chiosato Corvino, avevo consigliato ad alcuni amici di puntare su Baschirotto e Banda prima dell'inizio della stagione, e i 2 giocatori poi effettivamente hanno fatto molto bene a Napoli nel match pareggiato poi dal club salentino. Per quanto riguarda invece Joan González, chi è? È un calciatore, è uno spagnolo, centrocampista, classe 2002, cresciuto nel Barcellona, che poi si è trasferito il 19 agosto 2021 al Lecce. Lui ha fatto la primavera e poi ha debuttato in Serie A il 13 agosto contro l'Inter, e l'11 settembre è andato in gol contro il Monza, quindi ha anche trovato il gol in Serie A. Quindi è un calciatore da continuare a visionare. Chiaramente poi un classe 2002 giovanissimo, lui il 1° febbraio compirà 21 anni, 1,90 m, 83 kg. Un calciatore molto interessante, e chiaramente, figuriamoci se a un direttore sportivo come Cristiano Giuntoli non possa sfuggire un nome come quello lì di Joan González. Alessio Marigliano, meglio Demme o Ndombele? Allora, Alessio, bisogna capire un attimo però cosa intendi
con questa domanda meglio Demme o Ndombele, perché da un punto di vista di talento sono due giocatori diversi, hanno doti Ndombele più di incursore e Demme un po' più difensive. Quindi da questo punto di vista bisogna capire un po' su quale punto li metti. Da un punto di vista tattico sono molto molto diversi. Per Spalletti possono giocare entrambi a 2. Però Ndombele in questo momento non è in condizione. Cioè non è in condizione per giocare a 2 dal primo minuto, perché fisicamente rischia di soffrire e bisogna capire un po' da questo punto di vista se nella mente di Spalletti può essere interessante un'idea di farli giocare, non dico assieme, però quantomeno di alternarli, se li vedi nella stessa posizione a 2 oppure sono 2 giocatori diversi. Io ho un'idea su Ndombele. Se Tanguy, il centrocampista arrivato in prestito dal Tottenham, prestito oneroso a mezzo milione di euro più riscatto a 30 milioni, diritto di riscatto, se Ndombele va in condizione è difficile tenerlo fuori dal campo. Cioè per Spalletti sarà difficile tenere fuori Ndombele, come è difficile tenere fuori dal campo Anghissà o Lobotka o Zielinski. Però Ndombele se entra in forma, se entra in condizione, e l'abbiamo visto già migliorare partita dopo partita, è un giocatore molto 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 interessante. Quindi teniamolo d'occhio, come teniamo d'occhio anche Demme. Finora non l'abbiamo visto, magari il Demme che rientra, e oggi abbiamo sentito il suo agente Marco Busillo, ci ha raccontato con Spalletti il momento è tranquillo, non c'è un problema, quindi è un giocatore in più, è un giocatore in più e chiaramente bisogna tenerlo d'occhio. Però se dovessi dire, guarda Alessio, tra Demme e Ndombele, forse ti direi Ndombele da un punto di vista tecnico, ma tatticamente poi non sono molto molto simili, infatti Matteo ci racconti, togliere Anghissa e Lobot che è difficile, assolutamente. E poi scrivi, sarei contentissimo che giocasse anche Demme, almeno così Lobotka e Anghissà riposano, che giocano sempre, eviteremo anche infortuni panchinari, ce li abbiamo, usiamoli. Non li definirei nemmeno panchinari, Matteo, perché poi se andiamo a vedere i minutaggi della stagione del Napoli, prima di andare subito al telefono, è chiaro che Spalletti ha parlato dei titolari dei 60 minuti e titolari della mezz'ora finale. E allora con 5 cambi riesci sempre ad avere uomini freschi. E spesso e volentieri hai avuto giocatori che hanno giocato tutte le partite. Di Lorenzo, Meret non hanno saltato un minuto. Poi Kvaratskhelia hanno giocati 602 su 9 partite. Mario Rui 606 su 8 partite. Mentre Zelinski, Lobotka, Kim, Rachmani e Anghissà superano i 615 minuti fino ad arrivare ai 7,72 di Anghissà. Andiamo al telefono, pronto? Chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, mi chiamo Ilan. Ivan? Ilan. Ilan, Ilan da dove chiami? Allora, io chiamo da Roma, sono un tifoso napoletano francese e niente, volevo esprimermi sul caso di Demme. Vai. No, niente, allora Demme io lo vedo come un giocatore molto interessante, io lo considero, con le parole mie, il solito centrocampista centrale che gioca davanti alla difesa e che è bravo a palleggiare, diciamo, io lo vedo più come un'alternativa a Lobotka, che ha questo profilo del palleggiatore e che lo vedo come un'alternativa, perché non possiamo continuare, secondo me. Lobotka è molto importante per la squadra, è un titolare fisso, un giocatore importante che mantiene un equilibrio sia per l'attacco che per la difesa, ma purtroppo quel ragazzo non può giocare ogni partita
E quindi il rientro di Demme lo vedo come una buona notizia anche per lui. E niente, lo vedo molto, molto interessante Demme. Lo conosciamo ormai, quindi niente, solo è questo più o meno che volevo dire. Non lo so E se... altre curiosità, Ilan? Sì, Dimmi tutto, sì. vai. No, parliamo solo del caso Demme o di altre cose in No, no, generale? puoi dire ciò che vuoi. Chiaro, la domanda su Demme è il tema di oggi, ma non è che si parli soltanto di Demme, anzi, possiamo parlare di tutto. Perfetto. No, allora, guarda, io ho questa domanda che sta tornando spesso nella mia mente, diciamo, e il caso Elmas. Il caso Elmas, perché Elmas lo consideriamo, cioè, io immagino che Spalletti lo considera come un giovane molto promettente che deve ancora dimostrare tante cose, ma che sta provando a diverse, diciamo, diverse volte di inserirlo nella squadra, anche ogni tanto, secondo me, un po' troppo, perché Elmas è un giocatore che io ho difficoltà, diciamo, a capire già il suo ruolo prima cosa. Poi in partita Elmas non mi convince. Elmas è un giocatore che non trovo che salta particolarmente l'uomo, a palleggiare spesso perde palloni, non copre particolarmente difensivamente, offensivamente può fare la differenza su alcune giocate, ma non spesso. Quindi Elmas è un punto interrogativo per me e non capisco perché Spalletti prova così tanto a inserirlo quando secondo me ci sono altri giocatori nella panchina più interessanti a provare a inserire. Guarda, Ilan, io penso che Elmas da un punto di vista tattico sia molto interessante per il Napoli perché? Perché a parte, secondo me, il suo vero ruolo in un 4-2-3-1 è dietro la punta, non da esterno. È difficile però chiaramente uno togliere Kvaratskhelia dalla fascia sinistra, così come è difficile magari togliere Zielinski che è il titolare, tra virgolette, del ruolo di incursore dalla sinistra verso la punta centrale. Chiaramente quando c'è Raspadori qui dietro Osimhen è difficile togliere anche Raspadori. Elmas tatticamente in un 4-2-3-1 può fare quel ruolo lì, il ruolo di alla sinistra non so se ha delle caratteristiche più difensive di Kvaratskhelia, quindi può avere un senso. Però ti dico la verità, secondo me è un giocatore che, lo ha detto lo stesso Spalletti, si, tra virgolette, deprime se non gioca a titolare. Quindi deve essere prima di tutto lo stesso Elmas a avere quello step di crescita mentale, capire di poter essere importante anche a gare in corso, anche non giocando i 90 minuti. E lo ha detto lo stesso Spalletti, quindi è chiaro che noi ci affidiamo alle sue parole e prendiamo atto di quello che dice il mister. E poi sul fatto che sia in questo momento ancora un ibrido, perché ancora adesso, magari il 26 settembre, non sappiamo che posizione vera e propria abbia in campo. Io credo che così come Raspadori, che ha giocato da esterno sinistro, dietro la punta, da punta centrale, si può evolvere durante la stagione a seconda degli schemi. Sì, no, sicuramente. Ma per quanto mi riguarda, io troverei un po' più interessante vedere Raspadori sotto la punta, che non l'abbiamo ancora visto con Spalletti giocare sotto la punta, che l'abbiamo visto solo giocare No, se non punta sbaglio l'abbiamo visto contro il Lecce. contro il Lecce. Non l'ha messo contro il Lecce, Un attimo non solo, aveva ci arrivo un attimo. Raspadori e Simeone. Aspetta che ci arrivo. No, aveva giocato con Raspadori e Osimhen. Infatti al 46esimo tira fuori Raspadori, Spalletti e mette dentro Zielinski. Ok, allora vabbè, ok, comunque sì, ho capito più o meno la vostra, diciamo. Ok, perfetto, non lo Va so. bene, Ilan, ti Perfetto. saluto perché abbiamo altre telefonate in coda. Certo. Grazie per averci chiamato, continua a Grazie seguirci. mille. Grazie mille, arrivederci.
E allora, grazie a Ilan da Roma, caro Emanuele Bernardo, in cabina di regia, dimmi se hai già i contributi che ti ho girato prima in privato, con le dichiarazioni in vista della partita di stasera tra Ungheria e Italia. Andiamo a sentire anche cosa ha detto il mister Roberto Mancini con Giorginio. Ce l'abbiamo. E allora andiamo a vedere, andiamo a sentire cosa hanno detto Mancini e Giorginio e poi ci tuffiamo per l'ultima parte del nostro filo diretto, sempre su Calcio Napoli 24 TV. Roberto Mancini, siamo alla vigilia di una sfida importante, una vittoria contro l'Ungheria ci permetterebbe di andare alle Final Four. Sì, beh, per come era costruito il gruppo con Germania e Inghilterra, insomma, credo che essere qua a giocarsi l'ultima partita per andare alle finali credo sia una buona cosa. Ecco, a giugno se lo sarebbe mai aspettato di ritrovarsi all'ultima partita contro l'Ungheria a giocarsi il primo posto? Beh, speravo che ci potesse essere questa opportunità, dipendeva da noi se fossimo riusciti a battere l'Inghilterra, poi insomma essendoci poi Inghilterra e Germania all'ultima non pensavamo che l'Ungheria potesse fare quello che ha fatto, quindi credo che ci voglia anche grande rispetto per loro. La vittoria contro l'Inghilterra ha caricato ancora di più il gruppo e ha avviato quel processo di crescita. Ma io credo che il processo di crescita lo avviano anche a volte certe sconfitte come quelle in Germania l'ultima di giugno, perché comunque nonostante la sconfitta con ampio margine fu anche una partita con delle cose buone, quindi credo che poi insomma, si può migliorare in tutte le situazioni. Giorginio, domani qui a Budapest, stadio tutto esaurito, ambiente lo conosciamo, abbastanza caldo, sono le sfide che ogni calciatore vuole giocare? Secondo me sì, per me personalmente sì. Sono le partite che quando eri bambino sognavi di giocare con uno stadio pieno, con un'atmosfera calda e quindi non vedo l'ora di vedere la squadra lì in campo per poter fare una grande partita e cercare di trasformare quell'ambiente, quel calore, no? In motivazione e energia per poter vincere la partita. Ecco, hai parlato di squadra, come l'hai trovata carica? La vittoria contro l'Inghilterra ha dato una bella spinta? Secondo me sì, quando vinci le partite ti dà sempre una spinta in più, no? E quindi vincere a San Siro dopo tanto tempo con una vittoria così contro una nazionale molto forte, una delle più forti al mondo, giocando bene, con l'atmosfera del gruppo, negli spogliatoi, negli allenamenti, credo che sia stata una vittoria importante, meritata, che sicuramente dà carica al gruppo. Sorpreso dall'Ungheria? No, no perché non è di adesso che stanno facendo bene, hanno fatto benissimo già all'Europeo, specialmente qui, davanti ai loro tifosi, nel loro paese e quindi sinceramente io non sono sorpreso perché hanno dimostrato che stanno in un momento benissimo e nel calcio il momento conta tanto e quindi sinceramente non sono così sorpreso. Rientriamo in linea, cari amici di Calcio Napoli 24, e ci eravamo messi in muto perché altrimenti non riuscivamo a farvi sentire le dichiarazioni di Roberto Mancini e di Giorginio in vista di Ungheria-Italia stasera, match di Nations League. La speranza è che Giacomo Raspadori possa continuare nel suo magic moment dopo aver segnato il gol vittoria contro l'Inghilterra a San Siro. Un saluto a Claudio Russo, che Emanuele Bernardo in cabina di regia. 16:38 Diego Demme rientra in gruppo, cosa può dare al Napoli? Questa è la domanda di oggi, ci potete scrivere anche su nostro canale YouTube, ci sono tanti messaggi che andrò a recuperare uno dopo l'altro. Andiamo però al telefono, pronto? Chi c'è in linea? Pronto, buonasera, buon pomeriggio Claudio, complimenti per le Ciao, come ti tue chiami? Chi è? presenze anche esterne, ho seguito un po' tutte le cose. A Glasgow, Domanda sì, giusta e opportuna, noi aspettiamo un un bel pochettino. freddo a Glasgow, eh? Dimmi, vai, Dov'è? Antonio. No, dicevo a Glasgow faceva No. freddo, mi sta bene stare a Napoli molto più caldo, eh? Mettiamo da parte, dai, dimmi Antonio, vai. Sì. Allora, no, questo sarà, diciamo, un elemento importante, perché in questo momento, come hai fatto rilevare, il Napoli, d'altronde come un po' anche altre
c'è un po' di partite, diciamo, di continuo. E quindi io, se fossi Spalletti, lo terrei molto in considerazione, perché questo può sostituire principalmente, come ha detto Lo Bosca, ma poi nell'arco delle partite, nei finali o dall'inizio, può interpretare anche qualche altra ruolo di centrocampo, giusto per far chiamarle rotazioni, non panchinare, perché questa è una brutta parola. Io penso che Anche perché se chi sta gioca bene mezz'ora così, non è mai un panchinaro, eh. Se metti sì, assieme ma, più mezze ore ma hai sempre io spazio, eh. è chiaro che l'allenatore ha un'idea, diciamo, di titolari, però in questo momento le rotazioni sono molto importanti, perché le partite, quando diventano, diciamo, tirate dure, che si gioca a tutto campo, all'ultima mezz'ora ci sono delle partite che diventano determinate, e quindi io, se sta bene, se fossi Spalletti già col Torino, gli farei fare un po' di minuti per poi provarlo anche contro l'Ajax, perché là pure è una partita tosta. Poi volevo aprire un'altra cosa, un paragrafo sul giocatore Raspadori. Vai. Come avevo detto io ai due predecessori nella settimana scorsa, perché si poneva il quesito Simeone Raspadori, no? Io ho precisato che Raspadori per me è un giocatore completo da numero 10. E mo ho letto stamattina i sottotitoli anche nella vostra emittente, che parecchi se ne stanno accorgendo. Tu che ne pensi? Allora, io penso che in un 4-2-3-1 Raspadori possa fare almeno due posizioni sicuramente, ovvero quella di dietro la punta, sia all'esterno, da capire poi se a sinistra o a destra. Noi abbiamo visto a sinistra contro lo Spezia e poi fortunatamente è andato in gol. Da punta centrale ce lo vedo, ma non in un 4-2-3-1, ma con un attaccante a fianco. L'abbiamo visto anche in nazionale, gioca da un 3-5-2, che nel Napoli è difficile che possa avvenire, però è chiaro, nel frattempo il pareggio del Giappone Under 21 contro l'Italia a Castel di Sangro, ti posso dire che Raspadori può fare anche l'attaccante centrale, forse non in questo Napoli, perché questo Napoli è nato per una punta con le caratteristiche di Victor Osimhen e al limite anche di Giovanni Simeone, più fisico che altro. Vabbè, l'importante è che E lui, diciamo, sarà un grandissimo giocatore per il futuro, e speriamo che continui quello è così. poco ma sicuro, eh. Abbiamo anche adesso che Meret pure si è ripreso, ma appena viene pure lo Zan, io penso che il Napoli da questo campionato farà una lunga strada. Ti saluto e ti abbraccio. Va benissimo Antonio, continua a seguirci, grazie. Allora, torniamo alla nostra chat di YouTube. Nel frattempo il Giappone ha segnato Fujio al 55esimo, ricordiamo 1-1 a Castel di Sangro, allo Stadio Padini, dove siamo stati protagonisti anche noi con il ritiro del Napoli tra luglio e agosto al vantaggio di Lorenzo Colombo del Lecce. Torniamo però alla nostra chat di YouTube. Paolo Capasso scrive: Elmas lo reputo un giocatore di talento che purtroppo deve ancora esplodere. Però siamo al quarto anno a Napoli, bisogna anche capire quando un giocatore può esplodere. Per carità, qui a Napoli ancora si aspetta Zelinski, si aspettano Insigne, quando in realtà erano giocatori già fatti e finiti. Non vorrei aspettare troppo anche Elmas. Albert, meno male che abbiamo questo problema di abbondanza e questa è la forza di questo Napoli, a differenza di quello dello scorso anno, un'ottima riserva degna da sostituire i titolari. Secondo me il Napoli l'anno scorso anche aveva una certa continuità di talento da questo punto di vista. Cinzia Stellato, il recupero di Demme sarà molto importante per far rifiatare Lobotka, secondo me, giustissimo. Cinzia, peraltro, andiamo a vedere i minutaggi del Napoli quest'anno. Sotto i 100 minuti ci sono Zerbin, che però ha già giocato 5 volte,
Gaetano 15 minuti in una presenza, poi la coppia dei centrali formata da Juan Jesus e Ostigard 90 minuti a testa, ma credo che lì sia anche una questione di dare una certa linearità al reparto difensivo. Infatti Rachmani e Kim sono entrambi a 720 minuti in 8 partite, poi Kim anche 2 gol segnati. Bobot 22, non date subito etichette, Elmas se non gioca nel suo ruolo e con continuità è normale non essere al massimo. La questione è quale, è una domanda che vi farò magari venerdì in un altro filo diretto, qual è il ruolo di Elmas. Chiaramente no, scherziamo, si parlerà anche di, chiaramente, di Napoli-Torino. Ultima telefonata di oggi, perché abbiamo anche una sorpresa per voi. Andiamo al telefono, pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Sì, sono Andrea da Lucca. Ciao Andrea, dimmi tutto. Sì, buonasera. Senti, volevo fare diciamo più che altro, se l'ho notato solo io, riguardo a Lozano. Vai. Praticamente, quando gioco col Messico è molto più, diciamo, pure come entusiasta nel giocare, gioca pure meglio, lo vedo molto felice, ma a Napoli lo vedo sempre, ci manca sempre qualcosa, è pure un grande giocatore. Cosa ne pensi? Allora, ti posso dire che secondo me Irving Lozano è un ottimo giocatore, bisogna capire un attimo gli altri calciatori che sono in campo, perché? Perché noi abbiamo un Napoli dove qui c'è Kvaratskhelia da sinistra, spesso e volentieri rientra anche verso il centro del campo, Esatto. e se in campo c'è anche Matteo Politano, mi viene in mente Lazio-Napoli, per dirne una, spesso e volentieri se anche Politano fa quel movimento a rientrare che è suo, spesso ci si ritrova a pestarsi i piedi. Qui da un punto di vista tattico Lozano è molto importante per il Napoli perché? Perché ti permette, così come Victor Osimhen, un'altra traccia da seguire per l'attacco alla profondità. Perché? Perché Lozano è uno che punta di più il fondo del campo mantenendo i piedi spesso anche sulla linea laterale, quindi ti dà quell'ampiezza, ti dà quella profondità che Politano non sempre ti può dare proprio per doti diverse. Secondo me la questione rendimento in Messico e in maglia Napoli non ne farei troppo un problema. Lo scorso anno ha segnato poco rispetto al secondo anno a Napoli, dove arrivò a 11 gol se non sbaglio in campionato. Deve essere più cattivo. Quest'anno Sì, bravo. all'inizio è stato anche sfortunato e poco preciso. Penso al gol divorato di testa su cross, peraltro proprio di Kvaratskhelia, a Firenze. Esatto, bravo. Io credo sia semplicemente un momento, è un momento e io spero che possa tornare al più presto al 100%. Chiaro, il gol in nazionale magari gli può dare quella carica in più a partire già dal match contro il Torino. Lo spero, speriamo tutti i tifosi del Napoli, perché è un ottimo giocatore. Assolutamente sì, peraltro pagato anche tanto, 50 milioni di euro, quindi Sì. uno si aspetta sempre un rendimento tale e magari rischia anche di alzare troppo le E aspettative. poi riguardo a Demme, sono contentissimo che rientri in gruppo. Quello Pronto? sicuramente. Cosa può dare Andrea Demme al Napoli? Ok, grazie per l'intervento. No, Andrea, dimmi, ti ho fatto una domanda. Secondo te cosa può dicevo, dare al Napoli sono Demme? contentissimo per il rientro di Demme nel gruppo, perché ci può dare una grande mano. Facciamo riposare la Ok, botta che non può fare tutte le partite. giustamente. Assolutamente Grazie. sì. Va benissimo Andrea, grazie per Forza Napoli, averci sempre da Lucca. chiamato. Continua a seguirci. E infatti proprio il meccanismo dei minutaggi, Stanislav Lobotka in questo momento ha giocato 9 partite, 694 i minuti messi totalizzati finora in campionato e Champions League, perché in Champions le ha giocate tutte dal primo all'ultimo minuto contro Liverpool e Rangers, mentre per quanto riguarda il campionato lui ha giocato 3 partite per intero, Verona, Lazio e Milan. Poi è entrato a partita in corso contro Lecce e Spezia al 45esimo e poi contro Monza e Fiorentina ha giocato 78 minuti in ambedue le partite, chiaramente sempre per il ragionamento da un punto di vista fisico i giocatori
fino al 70° non accumulano quell'acido lattico che nei muscoli può dare molto, molto fastidio, e quindi il Napoli evita di renderli, come dire, problematici i minutaggi. In campo, Alessio Marigliano: in questi giorni ho sentito dire che le partite dureranno 30 minuti per tempo per giocare più partite. Adesso no, nel senso si è discusso sempre tanto in questi anni di come migliorare la qualità e l'efficienza delle partite, ma non riducendo i minuti in campo. E poi Luigi Grande: secondo me Elmas è una mezzala stop. Difensivamente va disciplinato un po' meglio, secondo me, però non sono un allenatore, chiaramente lo vedo dall'esterno, come lo possiamo vedere tutti quanti noi. E chiudo con Bobot22 su Lozano: poca precisione di Lozano e sintomo di svogliatezza? No, non credo proprio. È semplicemente impattare male il pallone. E lo so, da un calciatore professionista uno ci si aspetta sempre che corra per 90 minuti, segni sempre, sia sempre precisissimo. Il problema è che sono esseri umani come noi. Noi non siamo degli atleti da calcio internazionale, però è chiaro che può capitare. Purtroppo a Lozano è capitato in una partita molto, molto importante, che poi ha portato il Napoli a non vincere. 16:51, amici di Calcio Napoli 24 TV. Noi siamo arrivati al termine di questo filo diretto. Perché innanzitutto ringrazio Emanuele Bernardo e cabina di regia, e ringrazio anche Marco Lombardi, perché Marco Lombardi ha realizzato un servizio con un ospite speciale, un giornalista di Al Jazeera, Abdelmajid El Faragi, e lo ha portato in giro per Napoli. Allora noi facciamo così: noi ci fermiamo per oggi, l'appuntamento col filo diretto è per domani alle 16, con poi tutta la programmazione che partirà dalla rassegna stampa domani alle 9:40, 9:45 circa. Quindi da Claudio Russo un saluto e un ringraziamento a tutti quanti voi che ci avete seguito sul canale 79 del Digitale Terrestre in Campagna Napoli Caserta e sul nostro canale ufficiale di YouTube. Vi lasciamo a questo speciale che vi accompagnerà fino alle 17 con Marco Lombardi. Chiaramente buon proseguimento sulle nostre frequenze, sempre sul 79, sempre su Calcio Napoli 24 TV. Buon proseguimento di pomeriggio. Amici di Calcio Napoli 24, siamo con Majid El Farji, giornalista di Al Jazeera, all'esterno dello stadio di Maradona. Ciao, il sito web Al Jazeera Net. Perfetto, il sito anche di Al Jazeera Net. Siamo qui all'esterno dello stadio Maradona perché, ecco qui la targa, Majid. Eccolo. Perché lui sta effettuando un bellissimo reportage in merito a Italia-Argentina del 90 in occasione dei mondiali del Qatar imminenti, e quindi stanno facendo tutti questi corti legati a delle partite storiche dei mondiali, che ovviamente anche Italia-Argentina del 90 rientra in questa categoria, e noi a breve poi gli chiederemo. È la prima volta che lui viene a Napoli in assoluto, quindi prima volta, quindi grazie a Napoli e Maradona sono qua. Continuiamo il nostro giro all'esterno dello stadio Maradona con Majid, che diciamo è venuto per la prima volta a Napoli. Hai visto lo stadio adesso solo dall'esterno, però qual è il tuo, da giornalista, da amante dello sport, da amante del calcio, qual è la tua reazione appena hai visto lo stadio qui alle nostre spalle? Ho sentito che c'è intorno l'anima di Maradona, c'è intorno una storia di Napoli, sia città sia squadra. Ho sentito intorno una vita. Complimenti per questo stadio che ha preso il nome di Maradona e che sta dando una vita lunga in questo personaggio particolare, non solo in Italia ma in tutto il mondo, ma grazie a Napoli. E poi dopo andremo anche a vedere un posto speciale inerente a Diego, ma più tardi ve lo mostreremo.
Majid, e ora dallo stadio Diego Armando Maradona ci siamo spostati, mentre passano i motorini, ci siamo spostati ai quartieri spagnoli, in quello che sta diventando una sorta di rito per noi, ovvero andare a far vedere a chi non è di Napoli il murales dedicato a Diego Armando Maradona. Ed è la prima volta, perché ribadiamo, sei un po' emozionato anche da giornalista. Tantissimo, perché sempre vedo questi vie come foto carte postale, ma adesso la vedo non solo carte postale, vedo la vita, la vita dove la gente ama questo grande giocatore Maradona, viene scritto su murales, anche come foto messi in negozi, anche in diverse anche magliette, come un pizzaiolo l'ho visto appena che ha la maglietta di Maradona, si vede, si nota un grande amore qua verso questo uomo, un amore invisibile. Ma anche Murales Maradona, sono anche le indicazioni, vedi? Maradona. Murales Maradona. Ok. Adesso li filma anche lui, guardate. Ed eccoci qua, nei pressi di Largo Maradona. Ci siamo quasi. Abbastanza emozionato Majid che sta riprendendo. Ci sono tanti turisti come al solito, tra l'altro. Gente che va, gente che chiude. Non stavo rivestendo. Per sbaglio ovviamente. Povero bacino. Eccoci qua. Eccolo lì. Ci sono tanti turisti come al solito, tra l'altro. Gente che va, gente che chiude. Non stavo rivestendo. Per sbaglio ovviamente. Povero bacino. Eccoci qua. Eccolo lì. Majid, allora hai visto questo murales, che te ne pare? E anche tutta la zona, che te ne pare? È molto emozionante, si vede la gente come stanno facendo queste foto non solo con quello che viene disegnato, ma con l'anima di una persona che ha lasciato un impronto molto vivo qua, ha lasciato la vita che c'è intorno ancora. Grazie. Bella foto, ma della vita qua. Grazie. Majid, la pizza di Scarol, che è una particolarità napoletana, com'è? Buonissima, buonissima. Comunque il gusto che mi è venuto un po' vicino, anche un gusto di olive, non so come mai. Olive ci sono le olive nere. Sì, olive nero, non so come mai. A me piacciono tanto olive nere, già con questa erba che la prima volta che la assaggio
Buonissimo, complimenti. Scusate. E ora il buon Majid torna a casa, quindi dopo queste 6-7 ore a Napoli, qual è il tuo resoconto, diciamo, sulla città e anche sull'atmosfera legata al Napoli? Allora, sono arrivato per fare un lavoro su Maradona e proprio ho scoperto Napoli grazie a Maradona, ho scoperto un'altra città, una città piena di vita, piena di ritmo pacifico e piena di umanità. Non è quel stereotipo che viene trasmesso nei media. Quindi Napoli è una città bella, al quartiere di spagnoli proprio. Ho sentito tanti storie che dicono lì ci sono ladri, invece no, non ci sono ladri, c'è gente brava che lavora, c'è gente accogliente e c'è tanto da vedere e da vivere. Grazie mille Ciao. Majid, ciao.